Si rinnova ad Itiri l'ormai tradizionale incontro fra gruppi folcloristici provenienti da tutto il mondo, che con sfilate e balli caratteristici animeranno la cittadina logudorese con appendici ad Alghero e Itireddu. Il 31esimo Festival internazionale Itiri Folk Festa avrà luogo dal 22 al 26 luglio. Dalla prima edizione oltre 300 gruppi stranieri, italiani e sardi hanno attraversato le vie della città e calcato il palco del campo sportivo dove si svolgono le serate di danza folk. Quella cercata dagli organizzatori dell'associazione culturale folclorica Itiri Cannedu è una connessione reale e non virtuale che metta a contatto diretto i popoli e le loro tradizioni, cancellando per qualche giorno i confini che attraversano il mondo, ed è questo che si è voluto esprimere nel progetto grafico del manifesto ufficiale con la linea stilizzata di un percorso di metropolitana. Non sono ancora stati resi noti tutti i gruppi che parteciperanno, ma il quadro sarà completo nei prossimi giorni e tutte le informazioni utili sono reperibili sulle pagine Facebook Itiri Folk Festa e Itiri Cannedu, dove è possibile vedere foto e filmati delle passate edizioni. Sarà una manifestazione all'insegna dell'amicizia e dello scambio di culture, caratterizzata dalla tradizionale ospitalità dei cittadini tiresi, e vedrà nelle partecipazioni, come anticipano gli organizzatori, diverse conferme ed alcune sorprese. Un'anteprima della festa sarà l'Alghero Folk International in programma nella piazza Lo Quartè il 21 luglio, mentre il 25 luglio a Itireddu ci sarà una partecipazione dei gruppi per la festa di San Giacomo. Nel corso dell'edizione sarà anche assegnato il premio Zenias, che va a personaggi o organismi che hanno diffuso l'immagine della Sardegna nel mondo. Lo scorso anno il riconoscimento è andato ai Bertas.